Buongiorno a tutti. Io non vi vedo, ma voi mi vedete e io sono qui per raccontarvi la fiaba di Natale. Perché non sono venuta lì come gli altri anni? Perché avrei dovuto raccontarvi la storia con la mascherina e le storie raccontate con la mascherina cambiano, si trasformano e non si fanno capire. E allora io e la maestra Deborah abbiamo preferito usare questo sistema. La mia storia di oggi è la storia dell'agnellina Gelsomina. Voi sapete che cos'è un'agnellina? È la pecorella quando è piccola con la sua mamma pecora grande. Ecco, questa agnellina si chiamava Gelsomina. E perché si chiamava così? Perché era nata sotto una pianta di gelsomino e da quel momento ogni volta che sentiva nell'aria il profumo del gelsomino correva come impazzita, saltava finché non trovava la piantina dai fiorellini bianchi e allora si accoccolava ai suoi piedi e si addormentava come in una culla di profumo. E un giorno l'agnellina Gelsomina era a pascolare in un grande prato insieme alla sua mamma pecora e a tante altre mamme pecore coi loro agnellini. E saltava tutta contenta e giocava con gli altri agnelli. E improvvisamente sente nell'aria il profumo del gelsomino. Allora comincia a saltellare, a correre all'impazzata, senza accorgersi che stava andando verso l'orlo del burrone. Sempre le mamme pecore dicevano agli agnelli: beh, 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 non andate mai in quella direzione perché c'è il burrone e se cadete nel burrone chi mi tirerà su? Beh, 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 dicevano le mamme pecore, ma Gelsomina aveva sentito quel profumo e quando arrivò sull'orlo del burrone bodobom, 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 rotolò giù per il pendio, tra le pietre aguzze, le spine dei cespugli. Ai, diceva, beh, ai, finché andò a sbattere, per fortuna sua, contro il tronco di un grande albero che sorgeva proprio sul pendio, altrimenti sarebbe rotolata giù fino in fondo. Ma quante botte aveva preso, quanti bioccoli di lana erano rimasti appesi alle spine dei cespugli. Ai, che male! Diceva, beh, quante ne prenderò quando tornerò su. Gli altri agnellini si erano accorti che la Gelsomina era caduta e tutti si erano affacciati sopra e gridavano: beh, 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 torna su, beh, torna su. Le mamme pecore, le zie pecore, le nonne pecore, quando hanno sentito gli agnellini che bellavano tutti insieme, sono corse anche loro e anche loro ferme sull'orlo del burrone. Belavano forte, beh, torna su, beh, torna su. Ma Gelsomina non poteva tornare su. Certamente si era rotta una zampetta che le faceva tanto male che avrebbe gridato, avrebbe urlato per il dolore e per la paura di sentirle anche. E non poteva fare quella riva così ripida. Però in quel momento sentì ancora il profumo del gelsomino e allora, appoggiando a stento la sua zampetta, si mosse dietro il profumo e trovò una piantina e proprio vicino alla piantina c'era un viottolo che alla larga permetteva
di risalire dove era il prato di prima. E così piano piano, con tanta fatica, ui 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 ui, dicendo beh, ui ui ui, beh, ui 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 ui, arrivò proprio alle spalle di tutte le mamme, le nonne, le zie pecore che guardavano in giù e gli agnellini e disse: sono qui, come se fosse stata a fare una passeggiata. Si voltarono e quando la videro cominciarono: ma tu sei pazza! Le zie pecore: tu! È quell'odore del gelsomino! Ma tu sei fuori di testa! Le nonne pecore: tu! È quell'odore di gelsomino! Ma tu sei impazzita davvero! Dissero tutte le mamme pecore. Tu! È quell'odore del gelsomino! Beh, beh, beh! Tutte insieme. Ma tu, disse la sua mamma pecora, vuoi farmi venire un infarto con quell'odore del gelsomino? E lei non disse niente, non disse che si era fatta male alla zampetta, se ne stette con il musetto basso basso e faceva beh, beh, piano, ma da quel momento, mentre tutte pascolavano oppure si spostavano da un prato all'altro, lei, che non poteva camminare, restava sempre indietro. La sua mamma, che si era spaventata quella volta, quando non se la vedeva vicino, correva a cercarla e le diceva: ma finiscila di restare sempre indietro, una volta o l'altra, guarda che non ti troveremo più. Ma vergognosa, dicevano le nonne pecore, è possibile che non si sia mai vista un'agnellina come te che resta sempre dietro? Dicevano le zie pecore, dicevano le altre mamme pecore, andrà a finire male, beh, beh. E anche il montone, il primo montone del gregge, con una voce severissima le aveva detto: carina, tu devi mettere la testa a posto. E il secondo montone del gregge aveva detto: beh, andrà a finire in un modo che ci farà tremare tutti quanti. Lei, come al solito, non diceva niente, ma intanto non si stava più fuori perché era venuto freddo, era ormai inverno, c'era la neve, c'era il gelo e tutte le pecore con i loro agnelli se ne stavano negli ovili. E una sera di dicembre, in piena notte, il buio fu rotto da una luce intensa e all'interno del buio si vedeva il candore di due ali smisurate. Era arrivato un angelo e l'angelo disse ai pastori: su svelti, alzatevi che dobbiamo andare. E dove dobbiamo andare? Disse un pastore. Dobbiamo andare al presepe. Anche quest'anno? Dissero gli altri pastori. Certamente, anche quest'anno è nato Gesù bambino. Ma se siamo sempre lì da tanti anni, dissero tutti i pastori. Sì, ma se non saremo lì quest'anno, disse l'angelo, forse non accadrà quello che deve accadere. E che cosa deve accadere? Dissero insieme tutti i pastori. Deve accadere che gli uomini imparino a volersi bene, disse l'angelo. Ma era dal primo Natale, disse il primo pastore, che si sperava questo. Sì, disse l'angelo, ma non possiamo arrenderci proprio adesso. Va bene, dissero allora tutti i pastori, andiamo a svegliare le pecore. E andarono a svegliare le pecore. Beh, lasciami stare che sono stanca, dissero le pecore. Lasciami che sono stanca, beh, disse l'altra pecora. Lasciateci stare, dissero le pecore. Dai, piccoline, dissero i pastori, che è nato Gesù nel presepe. Dissero le pecore, si alzarono su e allora andiamo subito al presepe. Ma l'agnellina gelsomina, appena aveva visto la luce,
aveva anche sentito il profumo del gelsomino e si era anche accorta che c'era qualche cosa di grande che stava succedendo e perciò si era messa subito in cammino seguendo il braccio, la direzione del braccio dell'angelo che indicava dove bisognava andare e pensava e diceva dentro di sé: non posso perdere questa occasione, devo muovermi prima che si sveglino tutte le altre perché altrimenti non riuscirò a camminare. E si era messa a zampettare anche se malamente. Ma quando la prima pecora fu del tutto sveglia si accorse che aveva perduto il campanello che aveva al collo. E cosa fece? Si mise a correre in giro per cercare il campanello. Tutte le altre pecore, quando videro correre la prima pecora, si misero a correre come impazzite e i cani non riuscivano a stare dietro, insomma, a lingua penzoloni e dietro i pastori e l'angelo che correva davanti a tutti perché non andassero a cadere da qualche parte quelle forsennate. Quando Gelsomina sentì tutti quei belati, sembrava un terremoto che arrivasse, fece un salto in disparte perché altrimenti la mettevano sotto con le loro zampe e passarono tutte belante come un fiume in piena e la sua mamma che si trovava nel mezzo la cercava disperata ma non poteva uscire da quel gregge perché tutte correvano e doveva correre anche lei presa nel mezzo e tutto in un momento erano già sparite, erano già andate ma si sentivano i loro belati. Allora Gelsomina disse: bene, arriverò al presepe seguendo il rumore delle loro voci, ma in un momento anche i belati erano scomparsi e la notte aveva inghiottito tutto nel suo buio. Gelsomina era arrivata a un bivio e non sapeva quale direzione prendere. Allora lei, che non aveva mai pianto, che non si era mai lamentata, si mise in disparte, si accoccolò e cominciò a lamentarsi. Tutto ad un tratto sentì una voce. Perché piangi? Alza gli occhi, piccolina. Guardò in alto e vide una stella grandiosissima, con una coda grandiosissima anche la coda. Perché piangi, piccolina? Chiese la stella. Piango perché non potrò mai arrivare al presepe, disse la pecorella Gelsomina. E perché vuoi arrivare al presepe? Chiese la stella. Perché forse Gesù ha bisogno di me. Disse la stella. Sì, perché avrà freddo e io potrei scaldarlo, disse la pecorella Gelsomina. Allora la stella abbassò la sua coda maestosa. Salta su, le disse, che così arriveremo in un momento dove dovremo arrivare. E Gelsomina salì sulla soffice coda della stella e in un attimo la stella la depose proprio davanti alla capanna dove c'erano Giuseppe, Maria, il bambinello, il bue e l'asinello. E tutti sembravano aspettarla. Maria le fece un sorriso meraviglioso. Giuseppe le porse una manciata di fieno. Il piccolo Gesù la guardò con gli occhi sfavillanti e in un attimo la sua zampetta storta si raddrizzò come se fosse stata appena creata. E il bue disse mu, che voleva dire sei arrivata finalmente. E l'asinello fece io, che voleva dire ti abbiamo aspettata tanto.
In quel momento arrivavano con la lingua fuori tutte le pecore senza fiato che avevano corso come impazzite nella notte, e quando videro Gelsomina che era vicino a Gesù bambino, restarono con la bocca aperta e dissero: beh, che vuol dire oh? E la mamma pecora disse: beh, che vuol dire ma Gelsomina mise il musetto vicino al bambino e riuscì a farlo addormentare, e nell'aria si sentiva il profumo del gelsomino. Così è finita la storia di Gelsomina. Io vi faccio tanti auguri di buon Natale e di buone feste, e vi chiedo di fare anche i vostri genitori, di portare ai vostri genitori il mio augurio. Arrivederci.